Dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19:30. Solo su RPL, la tua radio. Ascoltate Giovanni Polli. Per sempre. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti gli amici e gli amiche all'ascolto. Spazio Più, professionisti imprenditori uniti. Chi vi parla, vostro sparacazzate preferito Federico, in diretta dal fortino di via Carlo Bellerio 41 in Milano. In regia il mio carissimo omonimo Federico e soprattutto il monumentale Giulio Cesare Carnelli. Allora, oggi puntata ricca, amici Fico. Vi rammento anche il numero della diretta, lo 0266203529, ripeto 0266203529. Parleremo di un argomento di attualità e un argomento anche che dura da quando sono nato, con un mega ospite di eccezione, quindi sturatevi le orecchie, sintonizzate i vostri apparecchi. E vi rammento anche la pagina Facebook dei professionisti imprenditori uniti. Mettete un bel mi piace, così ci aiutate a informarvi e a informarci. Quindi nella settimana in cui il giudice Livatino, giudice ragazzino, questo giudice siciliano integerrimo, veniva ucciso dalla mafia mentre dal suo paesino andava verso il tribunale di Agrigento, parleremo di giustizia con un ospite molto gradito. Mi dispiace che magari siete già stanchi di sentire l'argomento, perché il mio carissimo amico armeno meneghino Matteo Furian ha già spoilerato buona parte, però tuttavia noi lo faremo diversamente anche dal punto di vista economico. Sapete tutti, cari amici a casa, che la giustizia è un'emergenza nazionale e da quando sono nato, chi vi parla ha 31 anni che si parla di riforma della giustizia. Nel frattempo sentite il telefono di Mimmo Magnetta squillare. Questo è il bello della diretta. Alle 18:34 di martedì 11 maggio 2021 siamo ancora qua, siamo ancora vivi, vi diamo le belle notizie. Allora, pensate un po' che ieri, dopo 35 anni, è stata rilevata un'attività di fissione nucleare nel reattore nucleare di Chernobyl. Ragazzi, pensavate che fosse finita, invece no, dopo 35 anni il disastro continua ancora. Sapete che spesso e volentieri vi ho parlato di Chernobyl. Ora svio un attimo dalla discussione, visto che siamo in attesa del mega ospite quando si libererà, per poterci ragionare un po', come dice Carlo Cambi, ragionare per la libertà. Vogliamo ragionare un po' di quello che sta accadendo con un ospite nelle istituzioni molto importante, che sicuramente ne sa un po' di più di quello che parla. Vi dicevo, pensate un po' che Chernobyl 1986, 24 aprile 1986, una serie di errori umani provocano l'esplosione del reattore. Errori umani, non è stato un incidente, è stato voluto quello che è accaduto a Chernobyl, che si trova in Ucraina, non in Bielorussia. E questa centrale, la centrale nucleare Vladimir Ilyich Lenin, pensate un po', aveva il nome di lui, il capo della rivoluzione, esplode a causa di una serie incredibile di errori umani. Si crea questo mega super incidente che rischia davvero di mandare a gamba l'aria l'intera Unione Sovietica. È quello che accade 3 anni dopo, e non a caso Mikhail Gorbaciov, l'ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ama ancora raccontare nelle sue interviste, che concede sempre di meno per problemi di salute purtroppo, che uno dei motivi del crollo dell'Unione Sovietica è stato, pensate un po', l'incidente nucleare di Chernobyl. E a me sentire in radio questa notizia, che è stata data solo per radio, io stavo ascoltando M2O, l'ammetto, ero al lavoro, ascoltavo M2O, e è stato detto, caspita, 35 anni dopo, da questo posto maledetto esarono ancora veleni, ancora conseguenze. Davvero sono rimasto senza parole. È una cosa agghiacciante nel vero senso della parola. Poi ora si parla di Europa verde, Europa di qua, Europa di là, sono tutte cose agghiaccianti. Finiremo
la nostra vita mangiando vermi, almeno se è quello che vuole l'Unione Europea, come dice la brava Valentina Lucarelli, a cui faccio gli auguri all'ascolto ogni sabato mattina, l'orario non lo so, è davvero brava, ha fatto una trasmissione meravigliosa che parla proprio degli obiettivi dell'Unione Europea sul cibo. Allora sappiate che intorno a Chernobyl crescono dei vermi belli grossi, non lo so, magari si vedono anche la notte, pensate un po', non c'è bisogno di accendere la luce con le torce, sono fosforescenti, e oserei dire che nel piatto di ogni europeo la morale è sempre quella: fai merenda con Cirella. Non dico che arriviamo a quel punto là, però un bel lombrico radioattivo verde fosforescente sul piatto fa la sua porca figura. Pensi un po', esci con una ragazza e ci fa vedere il tuo lombrico bello, cioè non in quel senso là, sul piatto il lombrico bello fosforescente, bello grosso, tanta roba, cioè non so se ci siamo magari anche un po' afrocisiaco, ecco, lo dico prima della legge Zan, visto che ormai la priorità della nazione è proprio la legge Zan, una legge che come abbiamo avuto l'onore di sapere dal senatore Pillon, introduce l'ennesimo reato, la faccia della riforma della giustizia, la faccia della semplificazione, una legge che introduce tutta una serie di reati che andrebbero a intasare ulteriormente i tribunali, che non garantiscono purtroppo la certezza del diritto, della pena, è tutto un buco nero. Allora noi stiamo aspettando questo ospite, spero che ben presto ci raggiunga, così lo torturiamo di domande. Non posso purtroppo parlare più di tanto del tema, perché altrimenti qua spoilerò tutta la trasmissione, poi di che cavolo parliamo per il resto della trasmissione non lo so. Quindi ora la regia sta facendo i miracoli, abbiamo l'ospite in diretta, quindi lo presento, ho l'onore di presentare amici, amiche, abbiamo qua l'onore di ospitare Max Bastoni, consigliere regionale della Lega in Lombardia, Commissione Giustizia, giusto Max? No, Commissione Carceri, esattamente. Non c'è la Commissione Giustizia in Regione Lombardia, grazie al cielo, così lo raggiungo io, più precisamente la Commissione Carceri e più altre due commissioni che però c'entrano poco, che sono le attività produttive e territorio, infrastrutture, urbanistica. Quindi, però la commissione, diciamo, che più riguarda in qualche modo la giustizia è la Commissione Carceri della Regione Lombardia. Ecco, allora ringraziamo Max che ci ha concesso di essere torturato per una mezz'ora presso lo Spazio Pio. No, scherzo, però è un argomento molto pungente, purtroppo è molto di attualità. E qui parte la prima domanda. Max, è da 31 anni, io sono nato a settembre 1989, non dico che da quando sono nato, però da quando più o meno 3-4 anni, ecco, mi ricordo Mani Pulite che arrestavano un sacco di signori che facevano politica durante la Prima Repubblica, si parlava solo di quello in TV e ancora mi ricordo qualcosa. È la volta buona, dopo un'infinità, dopo una vita, si fa questa riforma della giustizia, come dice la ministra Marta Cartabia, che o si fa la riforma o salta tutto? Ma guardi, penso che su questa riforma, come dicevi tu giustamente, se ne sta parlando da veramente troppi anni. Purtroppo è stato un argomento che poi è sempre stato in qualche modo abbandonato, perché spesso, e lo dico senza paura di essere smentito, a volte si è utilizzato i problemi giudiziari dell'avversario politico e quindi, diciamo, in qualche modo si è un po' strizzato l'occhio alla magistratura e al modo di fare giustizia che c'è in questo momento in Italia. Quindi a volte è sempre stato preso quasi come se ci fosse una parte politica fatta di onesti contro una parte politica fatta da disonesti, e che quindi voleva affrontare il discorso della riforma della giustizia più che altro per difendere i suoi guai giudiziari. In realtà così non è. Tra l'altro io penso che la recente cronaca, oggi tra l'altro sono uscite altre notizie, mostrano come anche la magistratura non sembra essere così illibata e diciamo così senza nessun tipo di colpe nella gestione proprio
della giustizia nei confronti della politica. Certo è che la politica in questi anni, in Italia, negli ultimi 30 anni, probabilmente anche prima, qualcosa che non andava ha sicuramente fatto. Da qui a dire che tutti i politici, o perlomeno che tutta una parte politica, perché poi è questo il messaggio che si è voluto far passare, fosse corrotta o comunque in qualche modo con delle grosse problematiche giudiziarie, ecco, questo non penso sia giusto. Ecco, ma qua ora invece arrivano le domande da politico. Ma tu credi sia possibile fare una riforma della giustizia con il Movimento 5 Stelle? Sai, il Movimento 5 Stelle nasce proprio per colpire una determinata classe politica. E proprio questo è il progetto su cui si basa la nascita e la crescita. Voi vi ricorderete bene come soprattutto 10 anni fa si iniziò una campagna contro, una vera e propria campagna mediatica con addirittura grandi opinionisti, giornalisti che scrivevano libri contro la casta, contro la classe politica corrotta, contro i privilegi della politica, quindi come se i politici fossero degli extraterrestri che si fossero calati qui da una dimensione parallela e che non c'entrassero invece con gli elettori, con gli eletti dei cittadini. I politici, ricordiamocelo tutti sono eletti rappresentanti del popolo e quindi non sono lontani da quello che è il popolo che rappresentano, sia negli usi che nei costumi che nella cultura. Quindi invece si era creato proprio una vera e propria campagna mediatica contro questa classe politica. E poi è nato il Movimento 5 Stelle con Grillo, il Baffadei e tutta una serie di operazioni mediatiche e politiche che hanno fatto sì che il Movimento 5 Stelle diventasse per un certo periodo addirittura il primo partito del nostro paese. Ovvio che adesso sono entrati nel sistema e ormai ci sono da diversi anni. Il Movimento 5 Stelle è al governo ormai da quasi 3 anni, anzi forse 3 anni giusti, e quindi diciamo quell'operazione che voleva fare di anticasta, di antipolitica, tra l'altro cambiando anche alcuni suoi cavalli di battaglia come il mandato zero o altre cose di questo genere, è evidente che il Movimento 5 Stelle diventa a tutti gli effetti un vero e proprio partito, che fa parte della partitocrazia, fa parte del sistema. Questo bisogna sempre tenerne conto. Qualche cosa sicuramente cercherà di salvare come immagine, e questa immagine del partito magistrato, il partito amico dei tribunali, sempre dalla parte dei giudici, probabilmente potrebbe essere un problema per chi vuole riformare la giustizia. E quindi però non dobbiamo prendere la riforma della giustizia come una partita della classe politica contro la magistratura. Noi vogliamo una giustizia che sia più veloce, più certa, più sicura, senza nessuna forma di manipolazione da parte di associazioni più o meno politicizzate, quindi non deve essere vista come una partita della classe politica che si schiera contro la magistratura, perché non è questo quello che noi vogliamo. Noi vogliamo che venga fatta giustizia sempre, anche nei confronti di quei politici che sbagliano. Sì, anche e soprattutto una giustizia una giustizia che sia di garanzia anche nella separazione dei poteri, perché purtroppo ricordiamo a tutti gli amici a casa che in Italia abbiamo un problema. Nei paesi normali esistono 3 poteri: l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario, almeno nei paesi a tradizione liberale, insomma, così diceva Montesquieu o ancora prima di lui John Locke. Ecco, parlo da ex studente di giurisprudenza. Senza una separazione dei poteri non c'è una democrazia compiuta, e noi da una trentina d'anni questa separazione dei poteri non ce l'abbiamo più molto netta. E a proposito di separazione dei poteri, qua stiamo parlando soprattutto di giustizia penale, ecco, così precisiamo agli amici a casa. C'è anche la giustizia civile, che è un enorme disastro. Purtroppo parliamo di un settore disastrato, ed è un settore che, se non viene riordinato e riformato, ricordiamo agli amici a casa che se la giustizia non funziona non c'è sicurezza, perché senza certezza della pena
puoi arrestare tutte le persone che vuoi, ma se queste tornano a casa per cavili giudiziari oppure perché la giustizia non funziona e quindi il cancelliere non può vidimare il documento che viene perso nel magazzino, cioè davvero parliamo di un'organizzazione, di un settore dello Stato che purtroppo soffre di enormi problemi, forse addirittura fuori controllo da certi punti di vista. Qua potremmo stare ore a parlare, tuttavia sarebbe bello comunque separare la separazione delle carriere, ossia in tutti i paesi normali eccetto l'Italia esistono la magistratura è, come possiamo dire, divisa in magistratura inquirente, cioè magistratura che fa le indagini, cioè la pubblica accusa, c'è un avvocato dello Stato, la pubblica accusa, sì, così anche amici a casa, è il giudice in sé per sé, il giudice che giudica. E l'Italia è l'unico paese democratico, liberal democratico, che non ha questa separazione netta. Ci siamo questa volta? Si riuscirà a separare le carriere per garantire a tutti una giustizia giusta e evitare battute tipo purtroppo quella di Piercamillo Davigo, un carissimo giudice milanese che salutiamo, che ha fatto una dichiarazione che a me lascia ancora oggi perplesso: nessuno è innocente fino a prova contraria. Purtroppo è vero. Purtroppo è proprio questo il tema fondante della riforma, che è proprio questa separazione delle carriere, che in Italia, come ricordavi giustamente tu, manca. Ed è proprio vero anche quello che questa dichiarazione fatta da Davigo, che è tremenda, cioè se vogliamo vedere ribalta il mondo. E io devo dire che l'ho vissuto anche sulla mia pelle, proprio perché ho sentito un giudice dichiarare questa cosa, cioè non sono io che devo dimostrare la sua colpevolezza, ma è lei che deve dimostrarmi la sua innocenza. Questo è un fatto gravissimo, cioè vuol dire che, visto che abbiamo anche recentemente scoperto, e se ne è parlato anche poco, che ci sono stati dei giudici che hanno dichiarato da alcune intercettazioni, per esempio, faccio un esempio, che Salvini aveva ragione ma era doveroso colpirlo, e questo vuol dire che se dei giudici un domani si mettessero a decidere, perché secondo il loro punto di vista doveroso in qualche modo poi o perlomeno devono indagare o devono, vuol dire che questa persona, secondo questo concetto espresso da Davigo, è comunque colpevole, quindi sarà lui a dover dimostrare la sua innocenza. Capite bene che è un fatto gravissimo, cioè vuol dire che chiunque può essere colpevole a questo punto. Se una persona non è in grado di poter dimostrare o non è sufficientemente, diciamo così, abile nel difendersi o non ha sufficienti prove per dimostrare la sua innocenza, è chiaro che questa persona viene comunque considerata colpevole. Capite bene che qui viene a mancare proprio la colonna portante di quella che deve essere una giustizia sicura, giusta, che deve dare una pena certa, ma quando è giusto che ci sia, non perché c'è una presunzione di colpevolezza, perché sennò siamo tutti colpevoli. A questo punto tutti siamo colpevoli e chiunque può essere portato davanti a un tribunale e sarà lui a dover dimostrare che è innocente. E qui quindi viene a mancare la base fondante della giustizia, che invece è proprio esattamente il contrario, cioè devi dimostrare la mia colpevolezza, devi portare le prove in tribunale che io sia colpevole e devi portare tutto ciò che è contro di me, e non può essere il contrario, perché sennò, come dicevo, si ribalta il mondo. Max, mi permetto di dire che anche è tipico delle dittature, che sei colpevole, certo, fino a prova contraria. In tutti i paesi democratici normali l'onere della prova spetta al magistrato, al tribunale. Allora, pardon, ti interrompo un attimo perché abbiamo un ascoltatore in linea, quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Buonasera, mi chiamo Mimmo, chiamo da Genova. Prego Mimmo. Sì, siccome ho acceso da poco, sto sentendo che parlate della magistratura, volevo collegare anche il fatto della situazione che noi siamo un baldello per quanto riguarda i nostri pescherecci, no? Che vanno a pescare, si ritrovano speronati da altri tipo i turchi.
Allora, i nostri politici, magistrati e altri ufficiali, ma non hanno vergogna? Ma cioè uno come me, che io ho fatto 18 mesi di marina, ho giurato sulla patria, fedeltà, credo io ancora in essa, no? Che rispetto hanno persone come me, militari in congedo, no? Che si rivedono la nostra patria torturata. Grazie Mimmo. Allora qua Max arriviamo a un altro punto, la velocità e la certezza della pena. Allora, se non erro, la riforma della giustizia prevede anche processi più veloci e soprattutto di arrivare a un termine, perché poi tu sei, come mai specificato, sei componente, se non presidente, della commissione carceri di Regione Lombardia. Segretario, della pardon. commissione carceri. È una giustizia lenta che non funziona, ha anche il difetto di intasare il sistema penitenziario, cioè i carceri letteralmente scoppiano di persone che sono in attesa di essere giudicate da un tribunale. E l'Italia ha il record europeo di queste persone che sono in custodia cautelare in attesa di giudizio. E tra i guai purtroppo che accadono in queste situazioni qua è quella che fa entrare una persona che ha un reato minimale, la fa stare in contatto con invece professionisti del crimine. Nell'attesa del processo questi qua nell'università del crimine chiamato carcere imparano arte e mestiere ed escono molto peggio di come sono entrati, magari sono entrati per dei reati davvero stupidi. Quindi c'è un'inversione di rotta anche da quel punto di vista, possiamo essere fiduciosi? Sì, questo è uno dei temi sul quale per esempio il Movimento 5 Stelle ci vede poco e ci sente poco meglio. Però c'è anche un altro aspetto secondo me che è fondamentale. Purtroppo noi siamo nel paese dello sbatti il mostro in prima pagina, no? Che può riguardare i politici piuttosto che anche altre questioni. E vuol dire che alcune persone vengono sbattute in prima pagina perché arrestati o semplicemente perché indagati o perché hanno ricevuto un avviso di garanzia. E vi garantisco che quando succede e hai la sfortuna di essere poco tanto, diciamo così, interessante abbastanza da poter essere sbattuto in prima pagina o comunque sulle pagine di un giornale, non è sicuramente piacevole vedersi il proprio nome sui giornali o sulle televisioni, per poi scoprire dopo diversi anni che in realtà era tutto stato un errore. La differenza sostanziale è questa: siccome noi, come dicevo, siamo il paese dello sbatti il mostro in prima pagina, poco interessante risulta invece quando una persona viene assolta o viene diciamo così prosciolta perché il fatto non sussiste o per altre questioni. È evidente che possiamo parlare di persone che magari si sono visti rovinare la famiglia, piuttosto che la carriera, piuttosto che l'onorabilità, piuttosto che anche semplici amicizie che sono venute a mancare perché si sono visti, come dicevo, sbattere in prima pagina o comunque tra le pagine di un giornale, che non è mai piacevole. E se le lungaggini non fanno subito chiarezza, è ovvio che è necessario per i tribunali avere i giusti tempi, però bisogna dare un termine. Cioè non è possibile che dopo anni, dopo decenni a volte, ci sono delle persone che non sanno ancora se sono innocenti, o meglio loro lo sanno, però non hanno ancora avuto un risultato dalle indagini. Quindi magari una volta, pur essendo innocenti, risultano, perché l'opinione pubblica, sapete bene, soprattutto se riguarda un politico arrestato e indagato, è pressoché colpevole, già giudicato dall'opinione pubblica, e questo non è certo una cosa giusta, ma è così è. E quindi la lungaggine dei tribunali e dei processi è evidente che è un danno molto più grande di quello che si possa pensare per i danni personali, morali che possono fare ad una persona che per esempio è innocente, come può capitare, perché ricordiamoci anche che tutti pagano per i loro errori tranne i magistrati, che anche se sbagliano, anche se indagano, anche se a volte condannano il primo grado e assolvono il secondo, non pagano nulla, perché loro sono dei magistrati e quindi devono avere, diciamo così, la garanzia di poter operare senza paura di dover pagare se sbagliano.
E secondo me questo è un altro aspetto ed è un errore che bisognerebbe un giorno poter rivedere, perché secondo me non è affatto un esempio di buona giustizia. Max, il partito radicale e Matteo Salvini hanno annunciato un'iniziativa per alcuni referendum abrogativi sulla giustizia, ma questa iniziativa, uno, vorremmo sapere un po' di cosa si tratta, e due, non rischia di andare a vanificare il processo di riforma? Non sarebbe meglio inserire i temi che sono nel referendum all'interno della riforma della giustizia stessa? E poi, soprattutto... Se si trovasse un accordo sarebbe cosa buona e giusta. Il problema è che, come dicevo, ci sono alcuni partiti, il Movimento 5 Stelle, ma non solo, che spesso hanno utilizzato i guai e i problemi giudiziari proprio per fare una vera e propria campagna elettorale. Purtroppo noi sappiamo che le idee possono essere tutte belle, ma nessuno può controllare. Pensate un po', la Lega in questo momento quante migliaia di consiglieri comunali, assessori, consiglieri regionali, assessori regionali, parlamentari, senatori, eurodeputati, presidenti, sindaci ha su tutto il territorio. Sono un numero incredibile. E siamo in grado di poter controllare per tutti? No, nessuno è in grado di garantire per tutti, nessuno, perché Max, nessuno è in grado di garantire se non per se stesso. Max, Sì? perdona l'interruzione, ma visto che siamo sul finire della prima mezz'ora, c'è la pubblicità, fammi concludere questa prima parte con una piccola frase. Io spesso e volentieri in macchina ascolto la Falcetti che fa "siamo tutti sotto inchiesta". Allora, a tal proposito... Scusami, io mi sento abbastanza... è andata via la comunicazione. Se vi do un consiglio, magari mandate la pubblicità e poi riprendiamo dopo. Pubblicità. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Due per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ben ritornati, allora Spazio Più, Federico Mimmo Magnetta ospite, abbiamo il consigliere regionale della Lega nonché segretario della commissione carceri Max Bastoni. Salutiamo l'amministratore, buona serata. Ecco, allora, e soprattutto stiamo parlando di cosa? Di riforma della giustizia, di giustizia in generale, anche perché è un tema che ci riguarda tutti, anche voi amici a casa, perché sappiate che senza una giustizia buona e funzionante nessuno di noi è libero e non esiste soprattutto sicurezza, non esiste certezza della pena, quindi tutto diventa relativo, tutto diventa sbiadito. Mimmo stava facendo una domanda a Max Bastoni e quindi gliela lasciamo fare. Max, ora mi senti bene? Mi senti forte e chiaro? Sì, ora ti sento, Mimmo, ti sento chiaro. Allora, prima stavo dicendo che io spesso e volentieri quando giro in macchina ascolto la radio e mi sento la Falcetti che fa quella trasmissione "Siamo tutti sotto inchiesta". E allora, a proposito dei 5 Stelle di cui tu stavi parlando prima, che spesso e volentieri fanno il bastian contrari, io mi ricordo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPL che i 5 Stelle hanno lanciato proclami a destra e a sinistra su come avrebbero dovuto moralizzare il nostro paese, avrebbero dovuto sistemare un sacco di cose. Poi ci troviamo il sommo pontefice dei comici che appunto ha inventato il Movimento 5 Stelle che si ritrova, Beppe Grillo, che si ritrova appunto alle prese con il figlio che è sotto inchiesta anche lui. Ripeto, io voglio ricordare a tutti quelli che ascoltano la nostra radio
che appunto potenzialmente siamo sempre tutti sotto inchiesta. Perciò fate attenzione a guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro, perché vi potreste ritrovare una trave e non nell'occhio ma da qualche altra parte, che forse può essere anche più doloroso, perché quando si parla di giustizia si sa sempre dove si comincia e non dove si finisce. Ora vorrei riportare un attimino il discorso proprio sul territorio, visto che appunto Max Bastoni, consigliere regionale nonché anche comunale della Lega di Salvini appunto qua a Milano, è il segretario della commissione carceri. Voi, come Commissione Carceri di Regione Lombardia, state approntando delle celle più comode, profumate, con ben materassi, con tutti gli elettrodomestici necessari per quelli che potrebbero, a seguito di quella che è la loggia, come si chiama, Ungheria? Che è una cosa che ci ha colpito tutti profondamente. Cioè, ci vuoi raccontare tu, Max, cosa sarebbe secondo la stampa e l'avvocato Amara? E noi siamo sempre il condizionale, perché siamo garantisti verso tutti, a differenza di qualche procuratore totale. Sì. Ma ecco, speriamo che non ci arrestate, non siamo, se qualcuno ha qualcosa da dire, lo 0266203529. Come conduttori dello Spazio Più ci siamo già presi una caterba di querele, quindi sappiamo benissimo, lo proviamo sulla nostra pelle, perché che cos'è la giustizia. Quando dici la verità ti massacrano, ecco. Il problema è questo. Max, c'hai qualcosa? Allora state approntando un bel braccio, una bella sezione. Io mi ricordo che ai tempi di Mani Pulite c'era la sezione, i politici indagati finivano appunto o in infermeria o in un'altra sezione, se mi ricordo se era il quinto o il sesto raggio. C'era il raggio dei colletti, cosiddetto raggio dei colletti bianchi, no? A San Vittore mettiamo il che era a un certo punto della nostra storia, diciamo, le persone più influenti, potenti politicamente parlando, passavano da San Vittore, quindi a un certo punto si era istituito proprio il raggio dei colletti bianchi, cioè di quei tipi di reati che sono amministrativi, politici, di corruzione e via discorrendo. E a fronte di quello, Max, a fronte di quello che tu dicevi prima, che quando un magistrato sbaglia non paga mai niente, ripeto, semmai proprio a fronte di questa nuova questo scandalo che esplode. Riassumiamo anche la questione, così amici a casa capiscono, perché non tutti purtroppo sono sul pezzo. Allora, sì, un avvocato Amara che era al centro della questione Eni, c'è stato un processo sull'Ente Nazionale Idrocarburi, l'Agip, la vecchia Agip, sostiene che esiste un'associazione segreta composta da alti funzionari dello Stato, militari, politici e magistrati soprattutto, che condizionava i processi in una certa maniera, ok? Sì. Sappiamo, così si dice, che un procuratore della Procura della Repubblica di Milano invece ha inviato parte di questi faldoni segreti all'ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Anche qua parliamo di riforma del CSM. Che cos'è il CSM? L'organo di autogoverno della magistratura, cioè per garantire l'indipendenza della magistratura si garantisce un autogoverno autonomo dei magistrati, in modo che la politica o altri poteri dello Stato non possano condizionare il buon funzionamento del processo e la giustizia giusta. Il problema è che ultimamente il CSM funziona tutto tranne che bene. Quindi questo è successo che purtroppo Piercamillo Davigo, in questo caso, si dice che abbia preso il faldone e invece di mandarlo ai superiori oppure mandarlo a una commissione del CSM preposta a questo, l'abbia girato a alcuni media, alcuni giornali, che abbiano quindi violato il segreto d'ufficio e reso pubblico quello che era un'inchiesta della Procura di Milano, che per il buon Piercamillo, in pratica lui si giustifica dicendo: io non ho mandato questi faldoni, ho mandato questi faldoni ai media per far mandare avanti l'indagine, che secondo me invece era impantanata. Giusto? Ho riassunto bene la questione, Max? Sì, assolutamente sì. Allora, io ribadisco e mantengo la mia posizione che tutte le persone sono innocenti fino a che non viene dimostrata la loro colpevolezza. Quindi anche in questo caso io do per diciamo così il beneficio delle indagini che verranno, però è quello che sta
emergendo dalla stampa è questa cosa qui. Ecco, io mi auguro che non sia vero. Se fosse vero è un fatto gravissimo che si aggiunge ad altri fatti molto gravi come quelli che sta uscendo dalla questione, concedetemi, Palamara, cioè da alcune dichiarazioni che mostrano come c'è una magistratura che è fortemente politicizzata, che colpisce questa o quella parte politica in base alle loro posizioni, e quindi questo è un fatto grave, perché come diceva qualcuno di voi a inizio trasmissione, queste cose succedono nelle dittature, e siccome noi ci vantiamo di avere la Costituzione più bella del mondo e che siamo un paese democratico, che la democrazia è un valore, dovremmo difendere tutti da queste cose. Quindi Max, ripeto, sempre il beneficio, ma se queste cose fossero dimostrate sarebbero di una gravità inaudita. assoluta. Perdona il disturbo, ma abbiamo un ascoltatore in linea, quindi lo passiamo subito. Buonasera, chieda dove chiama, la trasmissione piace, siamo contenti. Quindi buonasera. Buonasera, sono Ermanno e chiamo da Pavia, ma sono milanese di nascita e leghista da 37 anni, quindi ho 80 anni io, l'età di Umberto. Un fondatore della Lega allora. Sì. Sentite, io ne ho visti di tutti i colori, però tutto questo bailamme che viene fuori per la magistratura eccetera eccetera eccetera, sento parlare di queste cose da 50 anni, ecco. 50 anni che sento parlare di queste cose, ma in questo frangente il signor Mattarella, che dovrebbe essere il capo di questa magistratura, ma cosa sta facendo? Sta dormendo oppure sta meditando non so, su i sistemi stranissimi, ma qui non c'è niente di stranissimo, deve intervenire e fare qualche cosa di concreto, perché altrimenti non ne veniamo fuori, perché è lui il capo della magistratura, quindi cosa cavolo sta facendo? Salve. Max, la rigiriamo a te pulita pulita, anche noi avremo tanto da dire, ma lascio a te l'onore della replica. Bella domanda, ma è quello che hanno fatto tutti i presidenti della Repubblica, come diceva l'ascoltatore, negli ultimi 50 anni. Posso contraddirti che Cossiga mandò i carabinieri quando decise di sciogliere il CSM, almeno una persona che ha avuto un minimo di coraggio, cioè io vorrei dare... Sì, che è stato il presidente più coraggioso che forse abbia avuto la storia della Repubblica Italiana. È stato il picconatore e con la K al posto della C, Cossiga con la K. Odiato da certa parte politica. In parte pagato. Io mi ricordo che l'anno scorso, quando uscì la questione Palamara, fecero vedere una vecchia intervista, un vecchio confronto tra Cossiga e Palamara, nel quale appunto Cossiga attaccava fortemente la Palamara proprio perché riteneva che questi erano personaggi pericolosi per il mantenimento della democrazia, per la tenuta della democrazia. E quindi purtroppo Cossiga è passato in alcuni ambienti come un uomo che era un pericolo per la democrazia. In realtà lui voleva mantenere, forse è stato il presidente che più di tutti voleva mantenere ancora una certa forma di democrazia che era stata messa proprio in discussione da una certa magistratura che agiva in un determinato modo. Quindi però i presidenti della Repubblica, diciamo storicamente, proprio perché evidentemente il potere della magistratura è più forte di quello politico, hanno negli anni avuto una forza di persuasione, concedetemi anche qui il termine, maggiore rispetto a quello che poteva essere il mantenimento della democrazia e del rispetto del mandato anche elettorale che avevano i partiti. Guardate, io non sono mai stato di Forza Italia e non sono stato mai neanche un grande
diciamo ammiratore di Berlusconi, ma penso che l'accanimento che c'è stato negli anni nei confronti del leader che comunque era il più votato in Italia sia sotto gli occhi di tutti, che sia caduto per le questioni giudiziarie e non per una scelta politica, anche questo è altrettanto sotto gli occhi di tutti, così come venne colpita la Lega, come vennero colpite ad orologeria tutte quelle parti politiche che venivano ritenute nemiche o avversarie, e quindi è chiaro che c'è stato forse, anzi quasi sicuramente, una parte politica che ha in qualche modo coperto o comunque ha aperto le porte contro la politica, che invece deve essere anche questa una forza, un potere di garanzia, non deve essere visto come un avversario da abbattere. Tra l'altro i presidenti della Repubblica storicamente sono sempre eletti, quasi sempre stati eletti, anche sempre, non me ne ricordo uno che sia stato eletto da una maggioranza di centrodestra. Quindi fate a voi le conclusioni. Assolutamente. Beh, speriamo che, visto che parliamo di CSM, finalmente si faccia questa riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Anche là, tu cosa pensi? Ce la facciamo? Si riuscirà a riformare il CSM e a una volta per tutte rendere trasparente, più efficace ed efficiente la gestione della giustizia, o la vedi dura sempre grazie ai 5 Stelle? Guardate, io non sono a Roma, quindi non posso dirvi com'è la situazione effettiva, però la sensazione obiettivamente per me è ancora, finché non vedo nero su bianco, la vedo ancora molto difficile. In Parlamento c'è ancora una forte rappresentanza di 5 Stelle, c'è una maggioranza che comunque è, nonostante ci siano dentro anche Lega e Forza Italia, è comunque a forte trazione di centro-sinistra, quindi non lo so, io onestamente non lo so se ci siamo. Spero, ma permettetemi di dubitare, io spero, però non sarei così sicuro, ecco. Max, noi tempo fa ti abbiamo avuto già ospite della nostra trasmissione e chiedemmo un tuo impegno in seno al Consiglio Comunale di Milano per favorire appunto alcuni appoggi, alcune azioni a favore appunto di quelli che sono gli agenti della polizia penitenziaria, quelli che sono i funzionari che per esempio lavorano a Milano, e si trattava di permessi per accedere alla zona C, per diciamo un servizio gratuito per quello che per l'uso dei mezzi di trasporto. Ti risulta che sia stato fatto qualcosa dal Comune di Milano, visto che appunto siamo... No, guarda, noi ovviamente ci sentiamo molto vicini a questa, chiamiamolo così, questa categoria che è la polizia penitenziaria, che fa un lavoro incredibile, sottopagato, vivono nelle case circondariali, quindi nelle carceri, nonostante non abbiano commesso reati, ma lo fanno perché è il loro lavoro, ma non possono permettersi abitazioni al di fuori, quindi in alloggi che sono anche peggio, in alcune situazioni peggio di quello che sono le celle dei detenuti. Però ho l'impressione che questa sia una sensibilità solo nostra. Ci sono poche parti politiche che si sentono vicine a quelle che sono le giuste richieste della polizia penitenziaria. Purtroppo a Milano abbiamo una maggioranza di centrosinistra che su determinati temi non sembra volerci sentire. Ci sono decine e decine di associazioni che portano sostegno, aiuto, sostegno in qualche modo ai detenuti, ma non conosco associazioni che portano sostegno alla polizia penitenziaria. Io mi ricordo quando andai tempo fa, qualche anno fa, una delle prime volte a far visita a San Vittore in qualità di consigliere regionale, mi ricordo che una delle cose che mi fece sorridere era per esempio che a Natale, per dirne una che forse non è il fatto più grave,
ci sono associazioni che regalano pacchi dono, organizzano feste per Natale per i detenuti, e nessuno che pensa neanche a regalare un torrone agli agenti di polizia penitenziaria. Questa è la differenza proprio che c'è, è la differenza di sensibilità che c'è nei confronti di chi vive nelle carceri, sì, ma perché vuole, diciamo, rendere un servizio pubblico, contro invece chi va nelle carceri perché ha commesso un reato. Questo purtroppo è un grande problema. La polizia penitenziaria troppo spesso viene dimenticata, quasi non fosse neanche considerata polizia, quasi non fossero considerati servitori dello Stato, ma anzi fossero, diciamo, tra gli ultimi di cui ricordarsi. In quella trasmissione in cui appunto tu fosti nostro ospite, avevamo con noi i rappresentanti del SINAP, se non, anzi ricordo bene, i rappresentanti del SINAP. Avevamo in quella trasmissione... Mi sto muovendo, però non... no, forse mi sono allontanato io dal microfono. Ti stavo dicendo che nella trasmissione in cui tu fosti nostro ospite, con noi c'era Antonio Fellone, rappresentante del sindacato SINAP. Tu però dicesti che appunto ti avresti provato a interessare il comune di Milano affinché fossero favoriti i lavoratori del settore. Proprio non c'è stata proprio nessuna accoglienza a questa... La giunta è sorda, come dice Caparezza. No, assolutamente. No, sai perché ti chiedo questo? Perché a breve qua, che in considerazione di tutti gli sbarchi che stanno avvenendo a Lampedusa e in considerazione di quei 700.000 disperati che giacciono nei campi di concentramento che ci sono in Libia, se non cambia la questione a livello appunto degli sbarchi che appunto stanno susseguendosi uno appresso all'altro di giorno in giorno, noi ci troveremo una buona parte di quelle migliaia di questi ciabattanti che sono appunto arrivati a Lampedusa in un attimo li smistano in tutte le altre in parti stazione d'Italia. centrale a Milano, perché poi loro convergono da tutta Italia. Purtroppo a me ha fatto orrore la dichiarazione di Roberto Saviano, questo scrittore famoso, celeberrimo per Gomorra, che ha detto: deportiamo in pratica 1 milione di africani nel meridione d'Italia, così lo ripopoliamo. Il problema è che sono gli stessi ragazzi del sud che purtroppo sognano di scappare, perché è una terra che soffre di enormi ritardi, enormi disfunzioni, povertà, mancanza di lavoro, mancanza di prospettive. Io sono figlio di meridionali, quindi il meridione lo conosco benissimo. Posso addirittura garantire a chi ci ascolta che le cose non solo stanno migliorando, ma il Sud Italia peggiora in tutti gli indicatori anno dopo anno. Ecco, quindi pensare di sostituire le persone residenti del Sud che scappano purtroppo con altri disperati che arrivano e scapperanno anche loro perché prospettive non ce ne sono è qualcosa di disumano. Però appunto per tornare all'argomento galera, ripeto, a breve il carcere di San Vittore, quello appunto di Opera, saranno invasi da tante di queste persone che per lo più hanno problemi di carattere psichiatrico, a cui per esempio le forze dell'ordine che devono appunto controllare le prigioni, le galere, appunto non sono nemmeno preparati. Insomma, ecco, Regione Lombardia, come conta ad aiutare queste persone che, ripeto, a cui viene scaricato, perché poi alla fine tutto questo disastro che arriva dall'altra parte tutte le buone intenzioni di Saviano, della Caritas, della ministra Lamorgese, purtroppo poi vengono lasciati in mezzo alla strada perché il sistema di accoglienza, e questo diamo atto alla Lega di aver fatto tantissime battaglie per dimostrare questo, non funziona, e quindi si scarica tutto sulla società, sulla giustizia e sul sistema penitenziario. Sì, guarda, purtroppo Regione Lombardia non può certo controllare, ahimè, i flussi migratori che stanno arrivando. Tra l'altro anche a me non piace il progetto di sostituzione etnica che sta avvenendo soprattutto nel nostro paese. Io ritengo che uno Stato serio, con un governo che vuole il bene del proprio popolo, faccia in modo che se ci fossero delle zone depresse dal punto di vista economico, a tal punto che gli abitanti lo stanno lasciando,
punterei a rilanciarlo dal punto di vista economico e non a incentivare una sostituzione etnica che non va mai bene, perché vuol dire la sparizione della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, delle nostre radici. La Lega nasce proprio invece per difendere tutti questi aspetti che sono fondamentali. Quindi però, tornando alla domanda di Mimmo, noi ovviamente come Regione non possiamo certo governare i flussi migratori e tantomeno abbiamo la delega nel poter gestire la preparazione, anche se vengono fatti a volte dei corsi di formazione, ma è chiaro che la gestione anche della polizia penitenziaria è in capo allo Stato, non è in capo alle regioni. Forse avessimo un vero e proprio federalismo come sogniamo da anni, dove nel progetto iniziale c'era anche una parte di gestione delle forze dell'ordine locali, con la creazione di una vera e propria polizia regionale avremmo magari potuto intervenire anche nella parte di polizia penitenziaria. Così però non è, quindi Regione Lombardia non ha grande potere da questo punto di vista, quindi è chiaro che purtroppo dobbiamo attenere alla politica di uno Stato che, come dicevo, non governa i flussi migratori e abbandona chi invece a servire lo Stato nelle carceri come gli agenti di polizia penitenziaria. Max, è vero, hai ragione, dici una cosa appunto, però Regione Lombardia può, appunto, visto che l'ha detto la ministra Cartabia stamattina, che per prendere, non dover restituire i soldi del Recovery Fund bisogna fare certe cose. Beh, tu prima hai parlato degli alloggi degli agenti della Polizia Penitenziaria di San Vittore, ma io ci metto anche quelli di Opera. No, ecco, io appunto cercherei appunto di far almeno utilizzare parte di quei fondi per sistemare quegli alloggi. Non è purtroppo anche... No, come indicazione, dico come indicazione alla ministra. Noi abbiamo fatto una riforma per regolamento dell'assegnazione delle case popolari che sono gestite da Regione Lombardia, che prevede anche una percentuale che va assegnata agli agenti di polizia penitenziaria, perché alcuni di loro non vogliono accedere ai bandi per l'assegnazione delle case popolari, questo è un altro discorso, ma questo può fare Regione Lombardia. Non può certo mettere mano alle carceri che non sono di competenza e di gestione direttamente delle regioni, e non può organizzare e gestire la polizia penitenziaria che è alle dirette dipendenze dello Stato. Questo purtroppo noi possiamo anche farci promotori, segnalare al Ministero alcune situazioni delle carceri lombarde, ma oltre non possiamo andare. Non ci sono fondi destinati per la ristrutturazione degli alloggi della polizia penitenziaria, perché non sono previsti in quanto non di nostra competenza. Sarebbe già bello avere una giustizia giusta che funziona, che quello sarebbe già un'enorme risoluzione di problemi a catena, possiamo dire. Ecco. Sì, allora noi vogliamo ringraziare Max Bastoni perché siamo in chiusura. Grazie per aver risposto pazientemente a tutte le domande ed essere sempre ospite, non ci dice mai no. Quindi davvero grazie tantissimo e buona serata. Max Bastoni, consigliere della Lega Regione Lombardia e Comune di Milano. Grazie a voi. Noi invece ci ritroviamo martedì prossimo, Spazio Pio RPL, la tua radio. Vi rammentiamo sempre la pagina Facebook dei Professionisti Imprenditori Uniti, mettete un bel mi piace così ci aiutate a informarci e informarvi. Anche se non avete Facebook, vedete tutti i nostri dati su Google. Se digitate Professionisti Imprenditori Uniti c'è anche l'email piu.federale@libero.it e il numero di telefono del presidentissimo Mimmo Magnetta 339 117 0021. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buona serata, speriamo di essere stati d'aiuto almeno per farvi un'idea personale con la vostra testa, perché qua nessuno vi infila nulla, soprattutto nelle vostre teste. Quindi grazie per l'ascolto,
A martedì prossimo, sempre 18:30, RPL la tua radio. Buona serata. Avete ascoltato